Buongiorno, ben ritrovati in diretta con Ore 13, come ogni mercoledì ormai da qualche tempo a questa parte, è la giornata dedicata alla CGIL che risponde alle vostre domande. Allora, se avete domande, adesso vedremo anche il tema di oggi, lo vedete già nel titolo, 0422162678 per rispondere, per chiamare per i vostri dubbi, le vostre richieste e i nostri ospiti cercheranno insomma di rispondere ai vostri quesiti. Oggi parliamo di un settore importante per il Veneto, per la Marca Trevigiana, quello dell'artigianato, dal punto di vista ovviamente dei lavoratori. Ci chiederemo che anno sarà da più punti di vista e lo faremo con Mauro Visentin, segretario organizzativo della CGIL di Treviso, buongiorno. Buongiorno. Con Giampaolo Miotto, RSBA CGIL Treviso, buongiorno. E con Cristian Iannicelli del Dipartimento Artigianato CGIL Treviso. Buongiorno. Allora, prima domanda, ci chiediamo che anno sarà dal punto di vista dei lavoratori nel settore dell'artigianato. Allora, la prima domanda che rivolgiamo proprio al nostro Mauro Visentin. Le avvisaglie di questo anno? Per questo settore molto delicato. Sì, posto che la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. Questo è ovvio. Il settore dell'artigianato della provincia sta seguendo un po' l'andamento dell'economia in generale, per cui anche qua si stanno vedendo alcuni segnali di raffreddamento della corsa fatta fino a qualche mese fa. Noi pensiamo, dopo che il settore dell'artigianato, essendo un settore che abbraccia diverse situazioni, ci saranno sempre punti di eccellenza, nicchie che soffriranno meno e nicchie invece o parti che avranno un po' più di difficoltà. È ovvio che il problema è legato soprattutto a un mercato che di norma, il mercato artigiano, è il mercato interno, per cui se il mercato interno è un mercato che ha possibilità di mettere sul piatto parti di economia, è ovvio che anche il prodotto viene in qualche maniera richiesto, e se no il problema è un problema reale che dovremmo tentare di capire e di anche fronteggiare con gli strumenti che in qualche maniera noi abbiamo tentato di mettere in campo. Ecco, la recessione certificata insomma spaventa anche questo settore, qual è la vostra sensazione? Sì, come tutte le realtà, ripeto, il dato di recessione vuol dire che c'è meno disponibilità da parte del mercato di acquistare prodotti, e pertanto chi sta lavorando, e gli artigiani ovviamente sono dei principali fornitori di prodotto più che di servizi, sono quelli che potrebbero in qualche maniera averne un riscontro più negativo di altri. Ecco, allora oggi parliamo anche ovviamente di tutti i rimborsi, i sussidi, insomma, per capire un attimo com'è lo stato della situazione all'interno del mondo dei lavoratori artigiani. Parliamo di EBAV, San in Veneto. Allora ne parliamo subito con Cristian Iannicelli. Quali sono le novità su questo settore? Ricordiamo intanto cosa sono EBAV e San in Veneto. Vuol dire cos'è EBAV, è un ente bilaterale che offre prestazioni che vanno sia nella direzione dei lavoratori sia nella direzione delle aziende. È finanziato da un contributo dato sia dai lavoratori che dalle aziende, e i vari servizi che offre sono sia di carattere medico-sanitario, nel senso che sia su EBA abbiamo dei rimborsi sulle protesi ortopediche, dentistiche, oculistiche e acustiche, e dopo ci sono altri rimborsi che sono su tutte le spese che il lavoratore ha magari per mandare il figlio a scuola piuttosto che altre cose. Le novità che ci sono quest'anno sono più che altro sull'FSBA, che sarebbe la cassa integrazione appunto degli artigiani. Prima, fino all'anno scorso, avevamo 13 settimane che si potevano usufruire in un biennio mobile, adesso le settimane sono diventate 20 per tutto il 2019, quindi ogni azienda che ha il lavoro distribuito in 5 giorni lavorativi potrà usufruire di 100 giorni, diciamo, di ammortizzatore sociale.
Questo per quanto riguarda l'EBAV. Noi oggi ci presentiamo a spiegarlo perché le prime scadenze saranno qua il 31 marzo, bisognerà fare i rimborsi sulle spese sostenute nell'anno precedente, quindi nel 2018, i primi rimborsi saranno appunto su protesi oculistiche, dentarie e acustiche, quello è un rimborso puro, nel senso che una volta che ho ricevuto il rimborso da EBAV, io comunque tutto quello che ho speso posso chiedere anche il rimborso sul 7,30. La scadenza, ricordiamo, è il 31 marzo per il primo, dopo ci sono anche altre scadenze per altri rimborsi e ci sono anche delle scadenze invece che sono sull'anno di competenza. Ad esempio c'è un sussidio per chi perde il posto di lavoro di 9,50 € al giorno e quello lì ad esempio va presentato, ci si iscrive all'ufficio di collocamento, una volta iscritti, quando si passano o le 20 settimane oppure si ritrova lavoro, si inoltra la domanda, viene calcolato il periodo di disoccupazione e viene erogata una cifra di 9,50 € per chi lavora full time e riproporzionata per chi invece lavora part time. Quando abbiamo parlato con voi l'ultima volta che ci siete venuti a trovare, insomma, commentavamo il fatto che molti non conoscono questi strumenti. È ancora così? È ancora così, nel senso che dalle verifiche che facciamo noi risulta un numero di iscritti ad EBAV e il numero di chi invece ne usufruisce è ridotto a 1/3. Quindi stiamo facendo una propaganda sia a livello di volantinaggio, abbiamo spedito a casa delle lettere a tutti gli iscritti della CGIL che operano nel mondo dell'artigianato. Ricordiamo allora chi è che può usufruire di questi servizi? Tutti i dipendenti delle aziende artigiane che operano nel Veneto. Sono tutti iscritti, oltre che alle aziende artigiane ci sono anche le piccole e medie imprese e basta. Questi sono tutti i soggetti che hanno diritto. Adesso è il tempo di presentare le richieste. Adesso è il tempo di presentare almeno le prime richieste entro il 31 marzo. Voleva dire qualcosa? Basta fare una verifica sulla busta paga, compare la trattenuta EBAV e per cui uno sa che è dipendente di un'azienda che fa questa trattenuta al lavoratore e che contestualmente anche l'azienda versa all'EBAV e in questo caso ha diritto a richiedere le prestazioni. Il problema è che molti magari la guardano male la busta paga, questo è il concetto. Ci sono, come dire, gli scalini del sindacato che si possono fare per far vedere le buste paga, noi siamo là appositamente per dare consulenze ai lavoratori che hanno dei dubbi. Anche se, come dire, in busta paga se uno apre e sa leggere, vede se c'è scritto abbiamo sportelli in tutta la provincia, sull'EBA, in tutte le camere del lavoro della CGIL c'è uno sportello dedicato, quindi se uno ha dubbi, anche per poi entrare nel merito dei servizi è molto difficile perché sono suddivisi in categorie, quindi è bene recarsi allo sportello e capire bene nel proprio merito a cosa si ha diritto. Ecco, quanto si può allora richiedere di rimborsi? Dipende dal tipo di servizio, ad esempio, non so, faccio l'esempio sugli occhiali, puoi chiedere il 50% del rimborso su un massimo di 200 €. Dipende, ogni servizio ha delle specifiche, ce ne sono certi che sono a tariffa unica e altri invece che sono suddivisi dalla categoria di appartenenza, quindi i metalmeccanici avranno un tipo di rimborso, i tessili avranno un altro. Allora, già introduceva Iannicelli, novità su FSBA, tanto cos'è? Sì. Miotto? Beh, è un fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato. Quando interviene l'FSBA? Interviene nel momento in cui le realtà aziendali soffrono in un periodo di poco lavoro, diciamo è una sospensione dal lavoro. Come diceva Cristian, quest'anno è stato migliorato proprio dovuto anche da quello che abbiamo noi portato avanti come sindacato assieme alla parte datoriale, dicendo che i 65 giornate che erano in atto fino al 2018 potevano essere poche per salvaguardare i posti di lavoro. Siamo riusciti dal 1° gennaio fino in via sperimentale per tutto quest'anno a portare a casa le 100 giornate di effettivo lavoro, cioè 100 giornate di calendario, stiamo parlando di 1/3 praticamente di quello che è il lavoro di un anno. Interveniamo nel momento in cui alcune realtà, le piccole realtà aziendali, diventa difficile programmare magari da qui al prossimo mese, ai prossimi 2 o 3 mesi il lavoro, vuoi perché magari le commesse ritardano a lavorare, vuoi perché alcune commesse magari non sono andate a buon fine. Una volta era usanza, mi ricordo da ragazzino, che in queste piccole realtà quando non c'era lavoro il titolare diceva rimani a casa e poi recupereremo nei mesi successivi o nelle settimane successive. Oggi, vista anche la difficoltà del 2008 che abbiamo avuto con delle crisi aziendali sia a livello
industria ma anche a livello di piccolo artigianato, siamo intervenuti nel 2008 appunto dicendo cosa possiamo mettere in campo per queste piccole realtà. Abbiamo messo in campo quello che si chiama l'FSBA. FSBA sta per? Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato. Interveniamo per appunto queste situazioni che ho appena descritto. Possiamo mettere in campo 100 giornate tramite un verbale sindacale, un accordo sindacale. Interveniamo per salvaguardare il posto di lavoro prima di tutto. Qual è la situazione? Facciamo un'ipotesi. La situazione è questa qui, che il titolare dell'azienda, qui 3 dipendenti, magari per la settimana prossima che deve avere una commessa, si trova nella difficoltà di programmare la settimana lavorativa. Quindi invia tramite Confartigianato, CNA, Casa Artigiani, insomma per chi è firmatario dell'accordo, invia una richiesta di un periodo di sospensione del lavoro. Il sindacato risponde, interveniamo nell'azienda, andiamo a capire qual è la situazione, poi facciamo un'assemblea con i lavoratori e spieghiamo qual è la situazione. La situazione è quella di una mancanza di lavoro per un periodo, quindi facciamo questo accordo che può essere di 1 mese, di 2 mesi, 3 mesi, noi tentiamo sempre di 3 mesi, poi spiegherò anche il perché di chiudere entro 3 mesi. In quei 3 mesi l'azienda può mettere il lavoratore a casa per mancanza di lavoro. Questo lavoratore non sarà a casa a 0 ore e anche a 0 valore economico per quanto riguarda la busta paga, ma bensì avrà un sussidio economico pari a un 80% di un ammontare diciamo di una busta paga di 1.200-1.300 euro, significa 800-850 euro, nel momento in cui rimane a casa un mese intero, altrimenti viene pagato per le settimane o i giorni che rimane a casa. Quando questi soldi arrivano? Arrivano alla chiusura dell'accordo che abbiamo fatto, quindi se l'abbiamo fatto nel mese di gennaio, febbraio, marzo, l'azienda ha la possibilità di far rimanere a casa i lavoratori. Nel mese di maggio, dopo 2 mesi, 2 mesi e mezzo, arriverà nel conto corrente del lavoratore il periodo che è rimasto a casa. Questo qui è una buona cosa perché intanto non si va a licenziare il lavoratore, non rimane a casa senza un valore economico, ma soprattutto ha anche quel riflesso importante che è quella che sarà la sua futura pensione, che avrà dei periodi coperti anche con il periodo dell'FSBA. Queste situazioni di difficoltà le avete viste crescere quindi negli ultimi anni, oppure magari adesso rispetto all'anno scorso c'è qualche passo indietro in senso positivo? Allora, avete il quadro della situazione. Se dobbiamo fare il confronto del 2008, che non c'era neanche l'FSBA ma c'era una cassa integrazione in deroga, perché proviamo a spiegare un attimino. Mentre la cassa integrazione ordinaria o straordinaria nelle industrie viene pagata sia dalla parte datoriale sia dalla parte dei lavoratori, non esisteva e non esiste ad oggi una cassa integrazione per le aziende dell'artigianato. E l'abbiamo inventata nel 2008, cioè il momento di crisi. Oggi avevamo messo in campo a quel tempo la cassa integrazione in deroga, oggi abbiamo l'FSBA. Se io vado a fare un confronto del 2008-2009, sicuramente oggi stiamo meglio, sicuramente, ma però c'è diciamo, il rovescio della medaglia. Quante aziende hanno chiuso dal 2008-2009 al 2018 e 2019? Purtroppo tante. Se vado a fare il confronto col 2018, dal nostro punto di vista CGIL, ma forse anche confortato anche dai dati del parte datoriale, un incremento di richiesta di FSBA nei primi mesi, nel primo mese e mezzo del 2019, purtroppo lo avvertiamo e lo vediamo. Abbiamo già quindi rispetto all'anno scorso? Sì, c'è un aumento. Se devo dare dei numeri, stiamo già parlando di una 50ina di aziende che in provincia di Treviso hanno fatto richiesta di questo FSBA. Se vado proprio a fare i numeri delle persone di queste aziende, delle 50ina di aziende, stiamo parlando di 300 persone che sono momentaneamente con un accordo verbale che potrebbero, uso il condizionale, di rimanere anche a casa da qui ai prossimi mesi. Ecco, è uno specchio insomma, di un territorio che ancora non vede, nonostante gli ultimi segnali dei mesi scorsi, insomma, non vede ancora la luce fuori dal tunnel. No, non siamo proprio nelle condizioni di dire di essere fuori dal tunnel, anzi, ripeto, le avvisaglie generali sono avvisaglie preoccupanti. Proprio per questo noi ci siamo attrezzati
anche con le controparti, perché dopo alla fine c'è da dire anche un'altra cosa, che questo tipo di accordi sono accordi sindacali, cioè è l'attività del sindacato che tenta di rappresentare un settore dove i lavoratori sono sparpagliati, sono pochi, non sono concentrati, qualcuno direbbe non sono di quelli privilegiati, e che tenta di dare delle risposte anche a quei lavoratori, capendo che preservi il posto di lavoro ma anche le competenze, perché anche le aziende hanno la necessità di mantenere le competenze, le capacità di lavorare, soprattutto in realtà manifatturiere, come dire, dove si sono costruite magari con gli anni, e questo è uno strumento che ad oggi fa fronte e serve per le realtà in difficoltà che ci sono. Noi ci auguriamo che a breve ci possa essere una svolta. Da quello che possiamo capire non siamo proprio così convinti che ci possa essere una svolta verso il positivo. Ovviamente è quello che noi auspichiamo, questo sì. Allora, la pubblicità, poi torniamo subito per tornare a parlare di questa annata, come potrebbe essere questo 2019 per l'artigianato. Eccoci in studio, eccoci in diretta con Ore 13, allora stavamo parlando appunto del fatto che queste richieste di sospensione, diciamo, del lavoro per i lavoratori da parte delle aziende artigiane, insomma, vede un leggero aumento rispetto allo scorso anno, e questo è un segnale certo non buono, però è anche da ricordare, e questo risponde un po' alle tante domande che spesso, no, si fanno i luoghi comuni, allora, ma il sindacato cosa fa? Questo l'ha fatto il sindacato, la creazione di questo strumento è nato da voi. È frutto di contrattazione proprio di accordi sindacali. Molte volte il sindacato lavora e non si percepisce dopo il lavoro vero e proprio quando e quanto e come viene svolto, però è frutto di come dire, anche una sorta di DNA che abbiamo anche qua nel territorio in Veneto. L'EBAV è l'ente bilaterale, è uno strumento che ha qualche decennio di anzianità e che è stato costruito in altri territori, non è così sviluppato, in altre regioni, in altre realtà non è così sviluppato, e è stato costruito proprio per il tessuto sociale e produttivo di questo territorio, dove ci sono piccole realtà che hanno bisogno anche di risposte, e di risposte quasi banali, però non sono banali dopo la fine, perché se si parla di stipendio, se si parla di mantenimento del posto di lavoro, non è proprio così banale. Il problema è riuscire a entrare in sintonia anche con le controparti, cosa che a onor del vero ci riesce anche abbastanza bene, parlando di questioni concrete e tentando di risolvere i problemi concreti dei lavoratori e di converso anche delle aziende. Abbiamo una telefonata in diretta, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, io sono Paola e parlo da Dossoni Casier. Mi interessa molto questo argomento, faccio una premessa breve, sì, perché visto che non ci sono tante telefonate mi allargo. Sì. Allora, io ho insegnato inglese in un istituto professionale per tanti anni. Allora, qual è stata la mia esperienza? La mia esperienza è stata che molti ragazzi sono molto capaci, possono essere inseriti nel mondo del lavoro, però c'è una cosa: alcuni genitori considerano i lavori manuali o comunque artigianali anche di alto livello meno importanti di una laurea, di un posto fisso, eccetera, per cui bisognerebbe cambiare anche un momentino la mentalità. Sono d'accordo con l'intervento del signore Presidente, che ha detto pochi minuti fa la sua opinione, perché in effetti bisognerebbe incentivare questi ragazzi, considerare che sono bravi, che sono parte della società, vivaci, intelligenti, e non discriminiamoli assolutamente. Io ho avuto dei ragazzi a scuola di un'intelligenza, di una capacità, di un'umiltà eccellente. Vi ringrazio.
Grazie signora, grazie del suo contributo, insomma è uno specchio di una realtà che c'è, è un dibattito che c'è da molto tempo. Sì, e che rischiamo magari di perdere per correre dietro alle mode, mentre invece sono d'accordo, bisogna incentivare anche determinate figure professionali che molte volte sembrano meno allettanti, però non è detto che dopo siano meno soddisfacenti. Torniamo subito perché vorrei anche fare una domanda su un po' dei casi che sono emersi in queste settimane, insomma, di lavoratori, di titolari di aziende che parlano di assenza di richieste di lavoro perché il lavoro è troppo duro, eccetera, eccetera. È un dibattito anche questo molto aperto. Però volevo chiedere, tornare a Miotto, visto che parlavamo della FSBA, di questo strumento molto importante. Se non ci fosse questo strumento, mettiamo il caso, torniamo indietro nel tempo e lo cancelliamo, la situazione per queste aziende come sarebbe adesso? Non oso pensare a quanti licenziamenti avremmo avuto dal 2008 a oggi, perché è stato veramente un salvagente questo qui dell'FSBA, pensando che non c'era una cassa integrazione dotata nata per le attività artigianali. Sarebbe stato un bagno di sangue. Sarebbe stato un bagno di sangue, e dove difficilmente, anche provo a pensare, nel momento in cui arrivano anche i lavoratori con la lettera di licenziamento in sede sindacale e mi dice l'azienda ha chiuso, non è che ci rimane a noi di fare chissà quale tipo di attività, non rimane altro che aprire il periodo della NASPI, che non sto qui a spiegarla, ma insomma è un periodo di disoccupazione, mentre con questi verbali che noi possiamo fare, che abbiamo creato, interveniamo proprio per queste, e sicuramente ne abbiamo salvate di aziendine che hanno avuto la forza di star fermi magari per un mese e mezzo, 2 mesi, e per poi ripartire, perché queste 100 giornate che prima spiegavo sono nel biennio mobile, quindi le possiamo utilizzare quest'anno e anche nel 2020 nel biennio mobile. Significa che io ho sempre 100 giornate, nel momento in cui vado a richiederla guardo indietro quante giornate io ho usufruito, quindi la possiamo usufruire per parecchi anni, se magari in un anno consumiamo quei 15, 20 o 30 giorni, ed è secondo me uno strumento creato ad hoc ed è uno strumento che funziona. Io qui invito i lavoratori, come prima diceva Mauro Visentin, invito i lavoratori di controllare la busta paga, perché l'EBAV non è una cosa o ce l'ho o non ce l'ho, è obbligatoria da parte degli datori di lavoro di versare EBAV. Nel momento in cui ho EBAV ho anche lo strumento di FSBA, insomma, di questa sospensione da lavoro. Quindi quando a noi ci arriva qualcuno in Veneto, il paroma è dito a star a casa, non è proprio così, dipende, perché se hai qualche giornata di ferie ancora degli anni precedenti potrebbe anche andare bene, ma se invece sei a casa 0 ore, allora interveniamo noi, perlomeno spiegando al lavoratore di provare a chiedere all'azienda, non è che conosci lo strumento dell'FSBA, poi magari noi con una telefonata insomma interveniamo e andiamo a sistemare, e sono parecchie le aziende che sfortunatamente per ignoranza, senza offesa da parte dei datori di lavoro, ma poi perché magari è quello che lavora lui è un dipendente, non è a conoscenza, arriviamo noi e diamo una spiegazione e poi insomma ci ringraziano anche del semplice fatto che abbiamo portato un'informazione. È anche uno strumento importante. È uno strumento importante. Telefonata in diretta, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono Nadia. Nadia, da dove? Io avevo bisogno in provincia di Padova. Sì, buongiorno. Volevo sapere, io ho lavorato in un'azienda artigiana per 16 anni, attualmente sono in NASPI, sentivo prima che tramite EBAV si può avere un contributo per la disoccupazione. Volevo sapere quanto dura e, essendo io lavoratrice part-time, quanto eventualmente avrei diritto, se per 2 anni come la NASPI o per un periodo inferiore. Grazie. Allora, il contributo, a parte che viene dato solo, se è in NASPI vuol dire che ha perso il lavoro, non per causa sua, quindi ne ha diritto al massimo per 20 settimane, il contributo, dicevo, sono 9,50 € per chi lavora full time e invece verrà riproporzionato per chi fa meno ore. La domanda, la richiesta va fatta dal momento o trascorse le 20 settimane, entro 30 giorni, o dal momento in cui si ritrova lavoro, quindi finisce lo stato di disoccupazione, perché andrà a contare i giorni che uno è stato a casa e andrà a dare un rimborso. Se il periodo è lungo e uno ha bisogno di chiedere degli anticipi, si possono anche chiedere degli anticipi.
il minimo erogabile è una settimana di disoccupazione e il massimo sono le 20 settimane. Anche questo è uno strumento importante. Anche questo è uno strumento importantissimo, perché alla fine eroga sui 300-300 euro al mese, quindi è un bel sostegno. Bisogna ricordare che le domande bisogna venirle a fare agli sportelli, perché non è che eroga senza che io richieda la domanda, e questo vale per tutti i servizi. Le prestazioni verranno pagate entro 3 mesi dalla scadenza del periodo, quindi ad esempio al 31 marzo protesi dentarie, abbiamo dal momento che scade, entro 3 mesi va solitamente verso i soldi direttamente in conto corrente. Importante da dire invece che sull'FSBA varrebbe anche lì questa regola, solitamente i soldi arrivano in ritardo, almeno fino all'anno scorso, di 3-4 mesi. Ma probabilmente per i controlli che si devono fare sulle comunicazioni date dalla parte editoriale, il confronto fatto. All'onor del vero, comunque è stato migliorato molto, e ricordo che nei momenti in cui facevamo le casse integrazioni in deroga si arrivava con ritardi anche di 8-9 mesi, quindi essendo Veneto abbiamo migliorato sotto siamo questo nell'ordine di 3-4 mesi di ritardo. Certo. Questo per quanto riguarda l'FSBA, invece le altre scadenze solitamente sono abbastanza puntuali. Ecco, vedevo ancora scritto telefono, non sapevo se c'era un'altra telefonata in diretta. Tornando invece al discorso che aveva fatto la signora al telefono, la signora precedente al telefono, da Casier se non sbaglio, da Dosson di Casier, l'insegnante che ha insegnato, no? In questi giorni, in queste settimane non sono mancati gli appelli, diciamo così, di alcuni imprenditori anche del settore dell'artigianato che si lamentano del fatto che cercano dipendenti, non li trovano perché le richieste a loro dire insomma non soddisfano i lavoratori e parlano di lavoratori pigri eccetera eccetera. Il discorso è a due facce però, no? Immagino. Sì. Quando sentite queste storie, voi cosa pensate? Beh, intanto penso che gli uffici di collocamento, come si chiamavano una volta, i centri per l'impiego, sono pieni di lavoratori che hanno dato la disponibilità a essere ricollocati, per cui basterebbe fare un giro là e fare una verifica, perché quando un lavoratore va in NASPI firma un patto di ricollocamento e pertanto è disponibile a essere ricollocato. Dopodiché se io voglio, come dire, il super tecnico, pagarlo come un apprendista e che mi lavori 15 ore al giorno, probabilmente faccio fatica a trovarlo. Ma questa mia è una provocazione adesso, perché di qualche settimana fa quell'impresa che diceva che aveva la necessità di assumere dei ponteggisti e di fatto non riusciva a trovarli. Sì. Ora, è ovvio che se mi serve una figura specifica devo anche avere la possibilità di, come dire, di formarla o di fare la formazione. Tra l'altro, altro ente bilaterale che oggi qua noi non trattiamo, ma è l'ente della scuola edile e della cassa edile, quelli legati all'edilizia, per cui al settore dei ponteggi, è un ente che è là disponibile per fare della formazione mirata anche a lavoratori che o non sono del settore o sono usciti e hanno bisogno di essere rinfrescati, però gli strumenti ci sono perché li stiamo contrattando e li abbiamo contrattati sindacato e controparti, datori di lavoro. Dopodiché è ovvio che se invece a me serve fare un po' di, come dire, di polemica e pensare che qualcuno mi venga dentro in azienda, posso pensare che tutti sono dei fanulloni, ma così non è. Altro dibattito legato a questo è anche quello sull'alternanza scuola-lavoro. Sul fatto che poi i ragazzi raccontano di cose diverse rispetto alla vera alternanza scuola-lavoro. Le affrontiamo subito dopo la pubblicità questo tema. Eccoci in studio in diretta, prima della pubblicità stavamo parlando di alternanza scuola-lavoro con Mauro Visentin, è un'altra delle polemiche un po' di questi mesi, con due voci che si contrappongono, insomma, com'è?
L'alternanza scuola-lavoro è un ottimo strumento se viene utilizzato con i criteri previsti dalla norma e dagli accordi. È ovvio che se io penso di avere degli operai finiti e non pagarli, questo è un altro discorso. L'alternanza scuola-lavoro vuol dire che io utilizzo, come diceva la signora, l'insegnante che ha chiamato, utilizzo la volontà, la voglia degli studenti di misurarsi col mondo del lavoro e li faccio crescere, li faccio progredire e li preparo anche per quel mondo del lavoro o anche per altri mondi di lavoro, però do una sensazione. Se invece io utilizzo questo solo per fare il profitto e per risparmiare i contributi e gli stipendi, è ovvio che non faccio né un servizio allo strumento e io credo neanche all'azienda, dopo sì non si trovano i lavoratori. Come si può migliorare allora questa situazione? Allora, noi abbiamo delle esperienze, io conosco in particolar modo il settore dell'edilizia perché l'ho seguito fino a qualche settimana fa, dove l'alternanza scuola-lavoro la facciamo attraverso la scuola edile, che è un strumento bilaterale che è partecipato dalle aziende e dal sindacato, per cui dove l'attenzione e la serietà è ai massimi livelli, perché ognuno pensa che bisogna fare il meglio per il settore, per cui per i lavoratori. In quel tipo di alternanza noi collochiamo circa una quarantina di lavoratori e al fine del ciclo degli studi, al fine dei 3 anni che di media fanno di studi di scuola edile, vengono tutti quanti collocati senza nessun problema, con aziende che già conoscono anche i lavoratori in alcuni casi, per cui dove uno aumenta le capacità, la professionalità e porta anche esperienze a volte innovative dentro l'azienda che magari si deve anche rimodernare sul fatto che certi strumenti non vengono utilizzati perché sono più di disponibilità dei giovani. Noi abbiamo dei giovani capi cantiere che entrano col tablet in cantiere, cosa che era impensabile fino a qualche tempo fa. Questo perché? Perché mettiamo insieme le competenze della scuola con le esigenze delle aziende, però in maniera seria, dove c'è il sindacato e le imprese che sovrintendono a queste questioni. Quindi l'alternanza scuola-lavoro va aumentata o va regolamentata? Cioè, è già regolamentata, va applicata in maniera seria. Va applicata in maniera seria. Se qualcuno vuole fare il furbo non fa un servizio buono né a se stesso e neanche allo strumento. Certo. Allora, torniamo a parlare degli strumenti di cui stiamo parlando anche oggi, importanti da conoscere, poi ribadiremo l'importanza di conoscere. Allora, Sani in Veneto, Iannicelli, parliamo anche di questo. Sani in Veneto invece è un'assicurazione sanitaria, a differenza di EBAV, è totalmente a carico del datore di lavoro. Quindi EBAV c'è una partecipazione sia del datore che del lavoratore sulla contribuzione, mentre Sani in Veneto è totalmente a carico dell'azienda. Ne hanno diritto tutti i lavoratori del settore artigiano, compresi coniugi a carico o figli con meno di 2 anni. Sono sempre compresi nel pacchetto. C'è la possibilità di allargarlo alla famiglia, aggiungendo un contributo, che quello invece è a spese del lavoratore, e diciamo che offre una serie di servizi. Ecco, che servizi ci sono? Ci sono dagli interventi chirurgici, un rimborso, alle analisi di laboratorio, dopo c'è le visite specialistiche e anche la fisioterapia, quindi è un pacchetto abbastanza completo. Cosa succede? Quando io ho un rimborso, ad esempio, non so, per gli occhiali spendo 100 euro, Sani in Veneto mi dà un rimborso di 20 euro, mettiamo, gli altri 80 io li posso scaricare sul 7,30, quindi ho un doppio recupero. Qui abbiamo 2 modi per avere i rimborsi: o si va direttamente sui centri convenzionati e quindi mi verrà direttamente applicato lo sconto, oppure non pagherò niente, faccio l'esempio della pulizia dei denti, se ha diritto 1 all'anno, vado nel centro convenzionato, mi faccio la pulizia e vengo via. Come si fa a sapere quali sono i centri convenzionati? C'è un sito dove sono indicati tutti i centri convenzionati, c'è anche un numero verde. Come si chiama il sito? www.saninveneto.it. C'è anche un numero verde al quale si accede alle prenotazioni. Un altro modo invece è presentarsi sempre alla Camera del Lavoro, agli sportelli EBAV Sani in Veneto, si presentano le fatture delle spese sostenute e attraverso la compilazione di un modulo, che lo facciamo in sede da noi, viene fatta la richiesta. L'importante è che sulle fatture sia ben specificato l'intervento che è stato fatto, quindi se io compro gli occhiali e il rimborso ce l'ho sulle lenti, deve essere specificato il costo delle lenti.
Le scadenze anche qui? Le scadenze sono entro 2 anni dal momento in cui ho fatto la visita o che ho fatto l'intervento. Quindi non ci sono delle scadenze temporali mensili, ma c'è un arco di 2 anni nel quale io posso presentare. Dal momento in cui ho fatto l'intervento ho 2 anni di tempo per chiedere il rimborso. Ovvio che prima si viene, meglio è, perché nell'arco di 2 anni possono cambiare tante cose. Anche questo è uno strumento che pochi conoscono. Questo è uno strumento che pochi conoscono. Più o meno di EBAV? Ma secondo me meno, perché con EBAV, anche col fatto dell'FSBA, se ne parla un po' di più. Questo qui secondo me meno, però non ho numeri per dare una conferma. E anche questo è segnato in busta paga? Anche questo è segnato in busta paga, c'è la scritta San in Veneto, è comunque obbligatorio, cioè le persone lo devono avere. Miotto, questa busta paga, bisogna fare una lezione ai lavoratori, perché non è solo il settore artigianato, però veramente molti perdono delle possibilità, cioè ci sono perché sono garantite, ma non le sfruttano. Beh, da buoni veneti noi nel momento in cui riceviamo la busta paga guardiamo il rettangolino a destra. Invece c'è tutto un mondo. Però qui veramente insegniamo poca cosa, l'importante è controllare la busta paga, che ci sia la scritta EBAV primo livello, EBAV secondo livello, Sani Veneto, a volte è scritto Sanive, tanto per dare, poi c'è l'NRS che sta per le nuove relazioni sindacali, tutta sta partita qua che è diciamo nel corpo della busta paga fa sì di dire sono un lavoratore dell'artigianato e ho quello che è Sani Veneto, EBAV, FSBA e tutta questa roba qua. Da tenere presente che nel momento in cui loro si avvicinano ai nostri uffici è tutto gratuito, non è che nel momento in cui dobbiamo fare una pratica di EBAV o Sani Veneto chiediamo 5, 10, 50 euro, in sede CGIL è tutto quanto gratuito. Assieme a queste ricevute e quant'altro noi chiediamo sempre porta anche una busta paga, perché magari se c'è anche da leggerla e da aiutare a capire la busta paga siamo lì per spiegare appunto magari gli scatti di anzianità, il livello che ha e così via, insomma il nostro lavoro, quello che riusciamo a farlo anche bene. Vicentino, torniamo un po' al quadro generale, torniamo al titolo che artigianato sarà. Le leggo l'ANSA di un comunicato insomma, di Confartigianato, marca trevigiana, quindi dalla parte insomma, dei datori di lavoro, con il presidente di Confartigianato e i 6 leader delle associazioni mandamentali di categorie che hanno inviato una lettera agli 87 sindaci dei comuni trevigiani con meno di 20.000 abitanti affinché riservino gli stanziamenti previsti dalla legge di stabilità per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale ad appalti a chilometro zero. Questa lettera, questo appello ai piccoli comuni. Perché? Perché la finanziaria 2019 assegna alle amministrazioni comunali contributi che variano dai 40 ai 100.000 euro in base appunto alle dimensioni da investire in opere di manutenzione eccetera. Le risorse spendibili, dice in questo comunicato il presidente Vendemiano Sartor, si traducono in opportunità di lavoro per molte aziende con ricaduti importanti. Quindi contiamo che i nostri sindaci colgano questa occasione per a seguito della modifica del codice degli appalti per appunto facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese del territorio, quindi appalti a chilometro zero, affidare alle imprese più vicine questi lavori anche per ridare un po' di energia. La vede bene questo appello? Beh, sì, anche qua meglio, come dire, se è a chilometro zero, non soltanto perché si dà una risposta alle aziende del territorio, che è già una cosa importante, ma perché, come dire, c'è anche un risparmio sotto l'aspetto ambientale, se vogliamo, sotto l'aspetto della mobilità, eccetera. Io non mi limiterei solo a questo, perché se dopo mio figlio deve andare in una scuola ci deve essere anche un'impresa competente, non soltanto sotto casa che fa il lavoro, per cui ben venga, e ce ne sono nel nostro territorio, tra l'altro c'è una storia di imprese competenti abbastanza come dire, affermata, però non mi limiterei soltanto a pensare che sia al chilometro zero, che ci deve essere anche la qualità devono essere vicini, devono saperlo fare. Devono saperlo fare, la qualità del lavoro, inteso come esecuzione ma anche come applicazione del contratto, perché la qualità del lavoro passa anche attraverso l'applicazione delle regole, delle norme, dei contratti che fanno star bene anche i lavoratori. In questo senso poi il vostro rapporto con l'altra parte, diciamo, della barricata in questi anni come è cambiato? È cambiato? Beh, per come lo conosco io è un rapporto di
correttezza, dove diciamo che rispetto al mondo degli industriali è diverso il rapporto, no? Non c'è proprio una contrapposizione ideologica, esatto. Forse neanche con gli industriali non c'è più una contrapposizione ideologica, cioè questi 10 anni abbondanti abbiamo visto di alcuni crisi, industriali scendere in piazza il 9 febbraio. Appunto, questi 10 anni abbondanti di crisi ci hanno insegnato un po' a tutti quanti a stare al merito delle questioni, e questo secondo me è una delle positività, come dire, se vogliamo cogliere una positività da una situazione di difficoltà. Ecco. Esatto, bravo. Dopodiché è ovvio che noi continuiamo a fare la nostra parte e continuiamo a non dimenticare che rappresentiamo una parte del mondo del lavoro, che sono i lavoratori dipendenti. Con questo è ovvio che non pensiamo di dover strozzare le aziende, perché se non ci sono le aziende non c'è neanche più il lavoro dipendente, però pensiamo che in alcuni casi, come dire, il lavoro dipendente deve essere tutelato, salvaguardato, ma soprattutto informato. E mi riallaccio a quello che diceva Giampaolo adesso sulla questione dei servizi che il settore offre e che si trovano scritti in busta paga. Molte volte può capitare che qualche lavoratore abbia delle remore o dei timori nel fare le richieste, perché danneggio l'azienda, chiedo qualcosa in più al mio datore di lavoro che magari è già in difficoltà. Non è così, perché questi sono già soldi pagati, voglio dire. Quando uno vede la scritta EBAV o San in Veneto in busta paga, vuol dire che si sta applicando il contratto, che il costo contrattuale è applicato in maniera corretta, e se è applicato in maniera corretta lui ha solo il diritto di usufruire del servizio. Non è una cosa in più che viene chiesta, è una cosa che già c'è. Assolutamente. Allora, pubblicità, poi l'ultima parte di Ore 13. 3. Allora, ultima parte di Ore 13, allora torniamo a parlare di FSBA, quindi questo importante strumento che magari molti oggi hanno conosciuto per la prima volta, nonostante ci sia diciamo, segnato in busta paga. Miotto, cosa perde o non perde il lavoratore che è in FSBA rispetto a uno che sta lavorando? Allora, come dicevo prima, se io lavoro un mese avrò una busta paga di 1100, 1200, 1300. Nel momento in cui invece io dovessi rimanere a casa in sospensione da lavoro, arriverò a quelli 800, sto parlando in maniera spannometrica, 800-850 euro. Per quanto riguarda invece quello che accennavo anche nell'intervento precedente, è che nel momento in cui io sono a casa in sospensione, per la mia futura pensione io avrò la copertura totale, quindi non è che devo lavorare di più per i 15 giorni, per il mese sono rimasto a casa, e nemmeno sotto l'aspetto del valore economico della mia futura pensione. Poi potremo qui aprire un dibattito all'infinito, perché magari è sempre meno il valore che ha una pensione, però non è certo per causa dell'accordo che abbiamo fatto con l'FSBA, cioè nel momento in cui sono a casa sospeso da lavoro. Mi viene da dire anche, in alcune realtà, quando si pensa che chiedere qualcosa vuol dire andare a peggiorare la situazione in azienda, non è così. Conviene aprire l'FSBA piuttosto che rimanere a casa a 0 ore, perché a volte io conosco insomma delle piccole realtà aziendali dove c'è solamente titolare e dipendente, che il titolare lo lascia a casa perché non c'è lavoro, ma quando gli si spiega guarda che lo fai rimanere a casa, però c'è questa possibilità, è più felice perché sa che non dovrà recuperare giornate di lavoro nell'arco dell'anno, e soprattutto ha quella copertura che si diceva prima della pensione, che oramai la pensione, insomma avremo modo di parlare un'altra volta, è un qualcosa di difficile traguardo, quindi è meglio perdere neanche una giornata. Certo, quindi questo è importante ribadirlo, che garantisce la copertura, la continuità. Diciamo. Certo. Prima di andare a chiudere con Visentini, Iannicelli, ricordiamo le scadenze di EBAV. Allora, le scadenze, così abbiamo anche scritto che siamo precisi. Avete tempo magari di scrivervelo. Ne abbiamo entro il 31 marzo, bisognerà fare le richieste per i D10, quindi protesi dentarie, protesi oculistiche e protesi ortopediche. Sempre entro il 31 marzo abbiamo il D53, che è il sussidio scolastico, per chi ha almeno 2 figli iscritti all'asilo nido, scuola primaria e secondaria, e il D11 che è il sussidio assistenziale di maternità. No, scusate, ho sbagliato, è il D62 che è l'acquisto e ristrutturazione prima casa.
Quindi tutti questi vari sfaccettature. Entro il 31 marzo, poi abbiamo altre scadenze a maggio con la borsa di studio per i figli dei dipendenti, a giugno con il consolidamento sulla professionalità, che è una tantum che un lavoratore percepisce dopo, avendo dei requisiti che sono l'età anagrafica, anni di anzianità all'interno dell'azienda e anni di anzianità all'interno del mondo dell'artigianato. Gli ultimi sono a luglio, che sono il sussidio per assistenza ai figli a carico, che anche quello bisogna avere comunque sempre ovviamente delle caratteristiche. Delle caratteristiche, perché va in base al lordo, scusami, al reddito familiare lordo. Reddito, parola ping, mi accende la lampadina. Allora, siamo in chiusura, abbiamo parlato di questi importanti strumenti. Adesso c'è uno strumento che è in ballo, il famoso reddito di cittadinanza. Come vi preparate a questa rivoluzione, a questa cosa che potrebbe cambiare un po' il mondo anche del lavoro, ovviamente con tutte le incognite dovute ai tempi, dovuti ai navigator, dovuti alla struttura che ci sta dietro? Sì, questo non è proprio uno strumento per preservare il posto di lavoro, è uno strumento per quei lavoratori che il posto non ce l'hanno più. Ci sono una serie di requisiti tra i quali ad esempio il fatto che bisogna aver perso il lavoro, di non essersi licenziati, di non aver dato le dimissioni al mondo del lavoro. C'è il requisito dell'ISEE, che è un ulteriore requisito per poter avere questo tipo di strumento. Noi siamo in attesa di capire bene però sostanzialmente che cos'è questa nuova forma di incentivo o di, di assistenza che si dà a persone in difficoltà. Noi, stava per dire assistenzialismo, no? No, non stavo per dire assistenzialismo perché prima di criticare come uno strumento lo vogliamo vedere. Lo dicono gli imprenditori più che altro. Sì, è ovvio che se io ho 780 euro rimanendo a casa, seppur a disposizione, e 800 euro magari ad andare a fare le pulizie negli uffici o nei ristoranti o far qualche altro tipo di lavoro poco pagato, molte volte uno si chiede se vale la pena far fatica piuttosto che no. Questo è l'unico dubbio che in qualche maniera noi possiamo in questa fase farci. E poi capire insomma come concretamente funzionerà, esatto. Perché poi la macchina... E dopo noi siamo attenti agli sviluppi e a capire effettivamente come sarà calato nella realtà. Ma tra gli iscritti, tra i lavoratori si sta parlando di questo? Che sentore avete voi? Allora, insomma il mondo è variegato, soprattutto quello nostro. Il sentore appunto è quello di dire: ma vale la pena che lavoro in regola, che lavoro e faccio vedere che sto lavorando, o vale la pena che faccio finta di non essere al lavoro, così percepisco il reddito di cittadinanza e magari qualcosa sotto banco per il lavoro fatto in maniera così. Anche per questo noi pensiamo che bisogna rafforzare invece tutti quegli strumenti che garantiscono il mondo del lavoro e la regolarità del mondo del lavoro, a partire da quelli sulla sicurezza, altro tema che non abbiamo affrontato importante, ma soprattutto quelli legati alla legalità. Sulla sicurezza la CGIL da tempo chiede che questo benedetto tavolo regionale diventi concreto. La Regione ci aveva, oltre che invitato a fare il tavolo, ci aveva anche promesso dei funzionari per quanto riguarda il sovrintendere l'applicazione delle norme e delle regole. Li stiamo ancora attendendo dall'anno scorso e credo che non possiamo permetterci in una situazione come questa, dove si muore in maniera quasi quotidiana, Purtroppo mentre state attendendo le vittime, il conto delle vittime sale. Esatto. Allora, grazie ai nostri ospiti, grazie a Mauro Visentin, Giampaolo Miotto e Cristian Iannicelli per essere stati con noi e averci spiegato
questi importanti strumenti. Allora ricordate di guardare bene la busta paga, perché ci sono un sacco di strumenti che grazie al sindacato e all'accordo con le aziende di questi strumenti potete usufruire, è un vostro diritto. Grazie ai nostri ospiti, grazie per averci seguito, alla prossima.